225.000 quaderni in carta riciclata distribuiti in tutte le scuole elementari della regione per sostenere il recupero del patrimonio boschivo del Veneto dopo la grande tempesta di fine ottobre che ha colpito le zone montane. I quadernoni a quadretti, realizzati rispettando l'ambiente, saranno utilizzati per le normali attività scolastiche dei ragazzi, ma daranno a tutti uno spunto di riflessione. Avranno questo quaderno su cui poter riflettere, su cui fare un po' di educazione ambientale, sapere che il nostro Veneto è in ginocchio, però viene ricostruito da ciascuno di noi. Tutte le scuole primarie del Veneto avranno questo bellissimo quaderno di riflessione. Il quadernone riproduce in copertina un fumetto sulla rinascita dei boschi feriti dal disastro ambientale e nelle ultime 2 pagine invita gli alunni ad esprimere attraverso un disegno, un testo, una poesia il proprio pensiero sul tema della fragilità ambientale, dei cambiamenti climatici e della tutela della natura e del suo patrimonio. La metafora di raccontare attraverso un quaderno e quindi distribuirlo attraverso le scuole primarie, dalla prima alla quinta elementare, è quella proprio di dare il messaggio ai bambini e ai giovani che in fondo anche da un disastro si può ricostruire. Il bosco è una metafora, le radici, il territorio. Alla fine del progetto, quello che i bambini avranno elaborato sarà valutato da una giuria di esperti che selezionerà e premierà i lavori più meritevoli. Ai bambini di oggi, con questo progetto, affidiamo insomma simbolicamente il bosco di domani.